Tanto, saluto a tutti, non sono storica, non sono storica e non sono manco grande esperta di archeologia, ho fatto qualche corso, ho fatto una tesi di storia, ma su che non tocca nato. Io torno grazie a Daniela per il troppo. Prima di tutto, grazie a Hans e a tutti i che mi hanno Mutito Anoche, Amedeo Casula, Riccardo, Daniela, Roberta e poi tutto Giotto, tutto Surdiminzu de Hans. Este Malu Abuttu, come tenarana in Orosei, allegare a posti di già questione palestinese, che è per questione giarda in qualche maniera. E sono emozionata, meta. Dunque, già, scusatemi se non riesco a narrare tutto. Tanto, in generale, io non allego chi è iscritto, però tengo bisogno, poi ho pensato che mancare serviti a qualche citazione, qualche mentovonzo, qualche razzista che ha legato della Sardegna, dunque già qualche nota no, che mancare la musa allegere. Io sono anticomunitario, sono individualista, già come te nasciti namusu questa idea, è faula o no, è aula o no. Come te nasciti? Forse sì, in tanta maniera già, però se vogliamo cominciare da qualche loco, potremmo allegare del binomio namusu storico-religioso, antropologico-religioso e archeologico, che due personaggi che sono veramente mentovati, famosi, eccetera, hanno vraicato questa idea che la Sardegna, che è sul centro, che è costante resistenza alle sarde, canto sbagliata, è qualche cosa determinata da sul pastore guerrieri, no? Che Liu, Petazzoni e Cantubitti, siamo partito, siamo da non si tratta di qui di divinità, ma di uomini appartenenti a varie classi, eccetera. Quasi tutti hanno un'impronta solenne, eccetera, ma i tesoni tenen una spada, tenen custo, tenen satiro, sono guerrieri, pronti o hacker la guerra. Dunque, già questa idea, che è presentata in tanta maniera, già che in sorbronzetto, che in già cultura, che in inseminazione della dea madre, che in questo toro fantomatico, a un certo punto, che vabbè, è andata insomma, imprensata già dea, da a casa, no? Prima batta già dea, prima tutto Pacifico, prima su toro, no? Che insemina la dea. E va bene. Tanto questa cosa proprio dei pastori guerrieri, senza arrivare a pastori vervecche, isolamento, individualismo, anticomunitarismo, ha fatto tutto un percorso in suo secolo, anno, e Zichinde, e fino ad arrivare poi a Susardo Spatter, questa bella altra invenzione, no? Che è romana, latina, è una storia lunga, questa che non posso contare, no? Che però per il gusto non biti per un deus tanto, no? Però biti già dea madre, no? Che in Palestina uno pacca in tuttuva, però, vabbè, Sardo Spatter, che per il gusto, guerriero che ha condotto i sardi alla salvezza, alla fondazione un montone di cose. Quindi questa cosa idea ha dato questa idea che Sardo, la Sardegna, da epoca protostorica e preistorica, è una terra di pastori e guerrieri, che praticamente la gente itacchiata non è che bini
che i pastori si potevano impreare in cose de caso, de su travalli solo. No, devi andare a guerra, devi andare e via a guerra. Poi non vieni in mastroso, dell'inna, mastroso errerisi fino a un certo punto, non vi nuda, non vi eminasa, in questo luogo non vi eminasa, che tutto canto de piana guerrare e in tutto pastore e guerrerisi, no? Poi questa guerra, a parte questa questione il pericolo viene dal mare, tutto canto, questa guerra, i tipo l'Illiu in particolar modo, itesinata intra las tribù, no, giorvichinoso, no. Quindi tutto questo chiaramente aiuto poi a tanto altre questioni e però come è nata Augusto Mulas, che spero una diosata ravenzata nocche, come ha chiata questa gente, no? Che in tutto impreato di questa guerra, come ha chiata a costruire nuraghese, puzzo sacro, tumbar dei giganti e tutto su che li schimo, su ceramica, già canto batta, sì, in sempre impreato di questa guerra, come ha chiana, no? Giustamente, è una domanda non logica, no? Questa, che non ha questo in sempre guerranda. E vabbè, puite, non mandai bene a essere una comunità, no? E dunque come si spiega su fatto che bisogna bini, santuario, uve la gente andaiti, tutto pinnica, devono vedere solo a Satteru e si sattoviani, eccetera. Per questo è un momento che non si comprende in intro della guerra, intra su una esatta tribù, no? Come chiana, e vabbè. Tutte queste idee andano innanzi, no? Finza a Paco Loco, Malunito e Cantubitti, poi sono tutte idee che hanno posto a postisi, finza poi sono piemontesi, eccetera, eccetera, poi arrivano chiaramente idea no? Dell'Ombroso, ma zai allegamos de Francesco Cetti su 1765, 68, eccetera, cito qualche cosa, bormentavo qualche cosa, ipotizzò l'esistenza di una razza sarda estendendo agli esseri umani la sua idea di impiccolimento dei quadrupedi, no? Determinato dal clima secco sardo che restringerebbe i corpi. Vabbè, queste sono cose pubblicate, Poi, metà del XIX secolo, l'appartenenza alla razza sarda significa determinati comportamenti criminali e alla condizione di sottosviluppo, è data dalla condizione di sottosviluppo economico. Arriviamo al darwinismo sociale positivista che ci spiega in termini razzisti, già mica palestinese, le concezioni della selezione naturale e la sopravvivenza del più adatto all'ereditarietà. Il primo testo del razzismo scientifico, Mantegassa, eccetera, cattedra di antropologia, noi che siamo allegando di un'usa capestriri, cioè siamo allegando di cattedra di antropologia, va bene? E dunque, prima commissione parlamentare d'inchiesta in Sardegna, piano di rinascita, descrive i sardi come caratterizzati da un'inerzia sconfiggibile solo dall'avvento della civiltà moderna tramite la scuola e le ferrovie. Chiaramente il pastorio deve sparire, no? Cesare Lombroso, il fantastico Lombroso, fondatore dell'antropologia criminale, sosteneva che determinate caratteristiche fisiche fossero segni della generazione razziale di una mentalità destinata al crimine. La ridotta capacità cranica dei sardi, lo stato selvaggio e la propensione all'uso del coltello e alla vendetta. No?
tutto questo non è che voi imparate che so sardo potete stare tra isso, comunicare tra isso, sa giudare a pare, sa trattamento, sa giudicare. No, coltello, vendetta, questo naturalmente. Quindi erano le caratteristiche etniche del sardo, specie sui avi africani orientali, intendiamoci, a causare la maggiore frequenza di omicidi nell'isola, non la condizione economica, e va bene. Poi questa cosa diventa ortodossia accademica, arrivata, no? Lombroso, un dischiente, Paolo Rano e Cantositti, e chi si idea di sul legame causale, quindi causa, del comportamento è genetica. Genetica. Orano definì la società sarda come immobile, estranea alle conquiste della civiltà dato il suo isolamento, perciò i sardi sarebbero moralmente e biologicamente anemici, che capaci di esprimersi solo in forme barbare. Schimoso. Mica li schiano a legare o altro. Niceforo, escludendo la causa economica, spiegò l'alta incidenza nell'isola di determinati reati, eccetera, dati da fattori biologici del sardo, il temperamento etico regionale. Ogni varietà razziale, infatti, sarebbe caratterizzata da un surreato specifico e i sardi sono predisposti al delitto di sangue. Chiaro? Cioè, noi siccome e simusu, e si spanto che siamo tutto parisi, no? Che tutto pinico. E simusu, vocamo a leppa, e vabbè. Se murgai. Cioè, poi, la Sardigna, veniti posta in intro de popolo primitivo, razza già inferiore, per il risi, non abbiamo imparato che siamo selvaggi, cantubata, e quindi vabbè. Arriva Sergi, i sardi sono rimasti immutati, eccetera, eccetera. Cioè la psicologia del sardo è quella del primitivo. Le sue concezioni mentali sono ristrette, egoistiche e sentimentali. E si chiedete se potremmo seguire all'infinito, no? In tutto questo. È arrivata poi il processo di industrializzazione, no? Forzata, piano di rinascita, cantubata. E tacchimmo, no, che già passare se non vi potete stare. No, dobbiamo eliminare questa categoria individualista, chi vrimata sul progresso, chi vrimata cosa, e parisi che in questo chiaramente già limba, no? Non è chi potremmo anche rallegare questa gente tipo barbaro, tipo animale e cantobata, o zicchire che in questa cultura arretrata, che in questa cultura selvaggia e cantobata. Dunque già una bella colonizzazione culturale, la multità di insediamento, dall'umano, forse sì, la cosa manna nostra, è proprio il processo di colonialismo interno e di autocolonialismo, sa colonizzazione culturale e linguistica, chiaramente. Poi questo aiuta a non reagire, a non si esacumare, a non sabizzare di ciò che siamo subinde, no? In qualche maniera. Dunque già te succede che che ne fabbrica, già questo, eccetera, eccetera, sì che ti questa cosa, padre, padrone, padre eterno, di Gavino Ledda, e poi si chiediamo a legare la costruzione di identità a Sardigna arcaica, a Sardigna isolata, a Sardigna già mezzo su cosa, non iscoite, a paesaggi mitici, bucolici, tutto solitudine e cantubata, no? E poi Zicchini, vabbè, per altra questione, è proprio in questa costruzione dell'identità di questa Sardigna arcaica, isolata, anticomunitaria, vendetta, banditismo, che rimusa a legare di tutti i film, e romanzo, e cantubata già
su banditismo, dove lo poniamo su banditismo? Il coltello, la leppa, questa è proprio la vendetta, cioè, è tutto giardigna questo, no? Dunque, immaginiamo, se potremmo pensare di essere comunitario, no? Che in tutta questa letteratura che teniamo da già protostoria, prestoria e zicchimo galuoia, quando vanno a film in sardo, sono mascamente i sopra delle questioni negative, difatti io mi domando, ma poi te non vi riusciamo a che un film, no? De narrare, de allegare della comunità, del spirito comunitario sardo, che poi non è via sardo, è palestinese, è de tutto già comunidades rurales, chiaramente, e poi se ospitalità dove la chiediamo sponnere, che poi io non si comprende come anche nel custo ospitale, che amica sarda palestinese, succede invece, no? Il contrario. Dunque, noi siamo ospitali, però diventiamo guerrieri, compreso, non si comprende come queste due cose possono andare d'accordo, vabbè, siamo stonti, non arriviamo, no? Tanto il pastore isolato, sempre all'eppa pronta per pungere satiro, no? Però, vabbè, tutto il giorno là che ne parisi, a tramudare nei parisi, e sono amici de pasata uve lo sponimos, cioè sono amici chi si frimaini, cioè in cada vita uvandaini, no? Sicuramente iti a vocare dell'epa per in cui, no? Poi pascoli comuni, cioè l'anno non ha legato del giuvato che proprio da zona delinquente, no? Che hanno allegato il perfetto delinquente, cos'è? Gerrei è Barbagge, no? Per gli Ozzastre e Cantobiti, non hanno fatto tanca già serrata, già muro, fatta già a ferra. Non hanno fatto questa cosa, puite, pabiriles, comunales, eccetera, sono barato a comune. Dunque, pascoli comuni, i pastori, no? Ma questa cosa per come te potete essere, no? Questa gente che andate in su matesi locu a paschere. Tacchi una guerra per in cui, no? Non è se chi, cioè, non è che potevano anche altri. Vabbè. Va tantas cose, no? Va tantas cose, però io chiedo qualche esempio, no? Quando poi a chi già zesta, può narrare, no? Che poi teniamo un montone di esempi di comunità che voi si conoscete in una città, in una vita e non sa cosa conca a botto, però come può narrare la gente è andata a Toscana, è andata a Francia, è andata in Lombardia, è andata a Teruve, sicuramente naschini, sosozio, desosardo, posi vocare dell'epa. E mica atero. Tenene, gli manca, no, questa cosa di sgherrare. No, gli manca, non sponiamo sotto pini, cosa che gherramo ogni tanto, no? Poi su cantatenore, su ballo, già vinnenna, podimo già legare, so sozio, so chi, a mani già esta, ma a che su pane, to dire mendula, to dire tutto canto, su chi per toccata già, su pastorio, su agricoltura, canto ba, tutto in comunità. Non bito una cosa, cioè crescere sosizzo, no? Per i cussu, cioè sosizzo inizio della comunità, però si commenta, lì, petazzone, lì cefole, tanto abbiamo imparato per andare bene, siamo anticomunitari, individualista, basicamente sono pastori guerrieri, no? Che anche te tutto parisi chi sono come tutto questo, no? I sardi
all'estero. Questa è una cricca, come bisogno due, che tengo autorizzazione, che io serviti di autorizzazione per la fotografia, ma questo sono un montone di gente, no? Tutto usardo, chi partono dai carboni, arrivano a Eurosei, a Tazzari, a Cantobata, che si sono riuniti per cocchere, perché e si mutano sossa arrostidores, no? In Toscana. E Trasateru, sto finendo, Trasateru vengono da vita diverse saperincue. Immaginate bojo questa cosa che già tu viene, no, per dire cosa. E dunque io mi naro, vabbè, in ocche, tanto il momento comunitario, su porco, eccetera, eccetera. E poi mi dimando peri, uvesemo noi, cioè, oie, non siamo ubriachi sotto tu canto, no? Abbiamo mandicato uno a un'ala, una satira, sicuramente tutto Giammani, di Minzu, chi beste è stato, per carità, una bria, sempre briande, no? Anzi, questa è già dimostrazione che Vorzisi, che cosa, non l'hanno contata male. Vorzisi e Puite, naturalmente, noi siamo colonizzati culturalmente, colonizzazione interna. Uno dei processi della colonizzazione interna è proprio la colonizzazione culturale e in intro la colonizzazione linguistica. Noi arriviamo a pensare che siamo su chi nos ha contatto. Tanto se non teniamo lo spirito critico di vivere, ma avere questa cosa este gai, arriviamo a essere o a contare, come sono accende intanto, per gli intellettuali, gli accademici, e cantubata, galuoie, guerrieri, fortezza, no, cioè, che narrare. E arriviamo a contare su chi nos ha contatto di noi e arriviamo a pensare che siamo a berugai. No? Che teniamo no, ma Cudor Bria, una cooperativa Bria, io vi ho qualche cosa, in Dorgali, poi narrare tenene, la cooperativa del pastore, sta andando benissimo, non ne ha, cantubata e quando le cose sono attesa, che la gente è formata per i polacchi, no? In Bretagna è nato, hanno piccato sul sistema comunitario, come è il nostro, chi biti in cue, hanno formato la gente, pastores, agricoltori mascalmente che vanno vacche in cue, eccetera, sociologia, economia, cantobata, hanno unito le competenze già, no? Che servivano al suo sistema comunitario. Gai è tutto fatto in Durgali, in Tiruve, assolutamente. Dunque già il problema che è il processo di industrializzazione sul piano del rinascita, per essi devono formare pastores, massaios, pescatori, cantubata e valorizzare, dare valia alle risorse naturali della Sardegna. No, nos hanno aiutato a tener forma di colonizzazione interna, che chiaramente è autocolonizzazione, che la classe politica è assolutamente complice di tutto questo, no? Attazzuato tutto questo. Dunque Giacomo Zerro che in questa cosa, cagai, non cantiamo sotto canto. Io sono originaria di Ovoda, Barbagia dell'Ollai, però sto dai 20 anni in Orosei, sono stata Kurdistan, Teruva, eccetera, eccetera, e quando sono andata, no, curdo est non parco malo, però in cada vita sono stata in Castello e ho allegato Castellaio, ho allegato, so allegando come in Oroseino, batta qualcuno chieste di Ovoda e a tanare, ma cosa potete allegando in Oroseino? Cioè, noi sta allegando in Ovodesco, che come sono più accostumata a legare in Oroseino, ma è per una provocazione che non dobbiamo giacomare che noi siamo sardos. Siamo tutti sardos e siamo tutti palestinesi.
Grazie a tutti. Grazie a Manasa a tu, Joyce.